Commissario Termini, allora un'iniziativa oggi qui fortemente voluta dalla Camera di Commercio verso le scuole che premia i migliori progetti di alternanza scuola-lavoro, ecco i criteri anche della scelta di queste valutazioni e delle premiazioni che voi avete fatto. Sì, è stata un'ottima manifestazione, una manifestazione che facciamo ogni anno in collaborazione con le scuole della provincia e devo dire che sono stati presentati degli ottimi progetti. La giuria ha faticato a scegliere i premiati perché tutti erano validissimi e appunto oltre alle esperienze che hanno fatto i ragazzi nell'azienda, sulla nave, alla Colimpetra, praticamente il filo conduttore è stato quello dell'inclusione sociale complessiva, infatti tutte e tre hanno avuto come filo conduttore anche l'inclusione di soggetti un po' diciamo un po' svantaggiati a cui hanno cercato di dare una mano e devo dire che sono stati raggiunti ottimi risultati. E naturalmente come se i premi andassero a tutti i partecipanti perché la giuria doveva scegliere. C'è da premiare e quindi hanno dovuto fare una scelta. Però un plauso ai ragazzi, un plauso ai tutor e un plauso allo staff della Camera di Commercio, la dottoressa Pennino, Carmelo Consiglio, Antonella Zaccone, Cimino, che hanno fatto sì che questi progetti diciamo, andassero in una forma scorrevole. E quindi un complimento a tutti e la Camera di Commercio, per concludere, dico che è a disposizione per tutte le iniziative perché è diciamo, un ente che ha a cuore lo sviluppo della provincia e quindi qualsiasi iniziativa noi siamo pronti a collaborare. Ecco, parliamo dell'iniziativa di oggi fatta dalla Camera di Commercio di Agrigento e con il vostro contributo. Assolutamente sì, è un'ottima esperienza, è il coronamento di una serie di attività che da anni la Camera di Commercio promuove per queste attività appunto di competenze trasversali e di alternanza scuola-lavoro. È un premio che è stato dato agli studenti, ai docenti, alle scuole che hanno organizzato questi percorsi in collaborazione con la Camera di Commercio e quindi che hanno appunto ottenuto queste gratificazioni. È per me un onore, così come per la mia dirigente, la dottoressa Maria Buffa, che i ragazzi delle nostre scuole abbiano raggiunto questi obiettivi e siamo assolutamente contenti e soddisfatti che il territorio risponde effettivamente a questo connubio, a questa sinergia positiva con le scuole. Nell'ambito dei progetti cos'è l'idea che è principalmente emersa e è stata sviluppata anche sia dalle scuole che dai ragazzi? Ho visto con tanto piacere che il fil rouge di questi progetti che ha collegato appunto queste tre esperienze è stato quello, oltre che alle esperienze effettive dei ragazzi presso appunto gli ambiti dove hanno svolto queste esperienze, il collegamento è stato importantissimo e interessantissimo, quello di inserire l'opportunità per ragazzi diversamente abili. In tutti e tre è nata appunto e ha collegato questa idea che è stata veramente positiva e che ha prodotto degli ottimi risultati. Giuseppe Gugliotta, DS dell'Istituto Archimede, oggi tra i premiati di questa iniziativa indetta dalla Camera di Commercio, l'alternanza scuola-lavoro, voi siete stati tra i progetti selezionati e premiati. Sì, esattamente, siamo state una delle tre scuole premiate, questo progetto di storia e di alternanza che ha dato la possibilità ai nostri studenti di raccontare una bellissima storia che non è soltanto una storia di alternanza scuola-lavoro. I nostri ragazzi hanno vissuto su una nave da crociera Grimaldi, ma la bellissima storia è una storia di inclusione. E in questo gruppo di alunni che ha partecipato a questo percorso di alternanza scuola-lavoro è presente perché un nostro studente, hanno partecipato classi terza, quarta e quinta, uno studente diversamente abile e quindi abbiamo raccontato non tanto l'esperienza di lavoro, che è importantissima perché come ben sappiamo
Questi percorsi hanno la finalità di far raggiungere ai nostri studenti o di far acquisire quelle competenze poi spendibili nel mondo del lavoro, ma un'esperienza bellissima di inclusione. La nostra scuola in particolare è una scuola che ha uno sguardo particolare nei confronti di questi alunni che hanno dei bisogni speciali.